Buongiorno signor Sindaco, benvenuto nel mondo dei sindaci, ma so che lei è stato sindaco di Santa Lucia di Piave dal 2002 al 2012. Certo. Nel 2007 la Fondazione di Comunità, della quale diventa poi presidente nel 2010. Apriamo così, ci racconti, perché la Fondazione di Comunità è una cosa importante. Sì, la Fondazione di Comunità nasce come idea nel 2003, era l'anno mondiale del disabile, e lì approdammo in Consiglio Comunale una cosa che fu fatta su base nazionale con una delibera su cui votarono praticamente all'unanimità tutti i consigli, e nella quale delibera si esortava il sindaco di turno a perorare la causa per il mondo delle fragilità. Mi sembrava un po' retorica questa fase, no? Come dire, occupiamoci tutti, chi non si occuperebbe di fatto delle persone che hanno delle problematiche. E allora abbiamo pensato di dire: possiamo fare qualcosa di diverso? Possiamo mettere questo territorio in rete creando un grande circuito? Da lì è nata l'esigenza, l'idea, l'ipotesi, che poi è stata di fatto sostenuta ufficialmente nel 2007, quando nacque la Fondazione di Comunità, mettendo insieme quelli che erano i comuni della ex Sul 7, i 28 comuni, i 220.000 abitanti e l'azienda sanitaria, un partner ovviamente importante. Altro partner significativo fu ed è la Banca della Marca, che è un credito cooperativo. E questa iniziativa, che per caratteristiche compositive è l'unica realtà italiana ancora esistente, purtroppo ci aggiungo, perché avremmo anche pensato di poter delocalizzarla, no? Anche nelle varie province, rimane ancora un unicum dove l'idea di nobilitare una parte della ricchezza prodotta nel territorio, per esempio con le aziende che pensassero di attivare un processo di marketing solidale dentro le nostre comunità, restituisse di fatto una quota parte di questa ricchezza ai bisogni del territorio, che verrebbero in questo caso gestiti dalla conferenza dei sindaci, dai sindaci, dagli amministratori locali, in un concetto di partecipazione collettiva. È stato un percorso che ci ha inorgoglito molto da questo punto di vista, ha dato e sta dando risultati importanti. C'è qualche idea, secondo me, per il futuro della Fondazione, ma insomma vedremo, perché una logica che fosse al di là oggi di un territorio semplicemente della sinistra Piave potrebbe essere interessante, visto che oggi siamo ULSS numero 2, quindi ci sono 94 comuni, e tutto ciò potrebbe esprimere un grande fattore di rete con potenzialità ovviamente maggiori. Lei ha già fatto molto, e allora veniamo al ritorno al passato, al ritorno all'amministrazione di una cittadina come Santa Lucia, 9.500 abitanti circa, 12.000, mi sembra 19.000 km quadrati. 19 km sarebbero tanti da gestire, 19.000, e riprendersi cura della cittadina, della città che lei ama. Beh, io nasco qui fondamentalmente, vivo qui, la mia famiglia risiede in questo comune, quindi è chiaro che c'è un affetto particolare per i cittadini, per le persone. Peraltro in piccole realtà non è come ovviamente in grandi centri urbani, dove in qualsiasi ora del giorno il cittadino è a contatto con il sindaco. Se tu hai in mente, ma penso anche tutti i sindaci che mi hanno preceduto, no? Hanno vissuto questo contatto diretto con i propri concittadini, e questo ci distingue dalle grandi realtà. Io francamente non avevo intenzione di ripropormi dopo un decennio fatto con i 2 mandati previsti per legge. Mi ha condizionato molto un gruppo di ragazzi molto giovani, che oggi fanno parte anche di questa amministrazione, di questo consiglio, che in qualche modo hanno detto: bah, insomma, tu potresti rappresentare un po' di esperienza, e noi invece la vivacità, la determinazione dei giovani che intendono interessarsi, visto la disaffezione invece che registriamo a livello nazionale, in un contesto come Santa Lucia, per prepararci al futuro e definire una nuova classe dirigente. Ecco, questo è il motivo che ci ha spinto di fatto a concorrere alle elezioni amministrative, ed oggi siamo qui con questa responsabilità. La mia è doppia da un certo punto di vista,
non che prenda paura di questo, però da un lato appunto c'è quella di amministrare il bene della collettività, dall'altro ovviamente quella di cercare di portare questi giovani, queste donne e questi uomini all'interno di un contesto amministrativo non semplice, perché la macchina comunale non è banale, certo, è molto complessa, ma portarli ad un'esperienza, ad una consapevolezza che li renda amministratori anche per il futuro. Questa è una bella cosa, che i giovani si siano rivolti all'esperienza e non abbiano voluto sfondare pensando di sapere già tutto, è la più bella cosa che esiste. E qui è successo, non dico un miracolo, ma i giovani veramente non si rendono conto che non si può buttare via il passato, bisogna prendere esperienza del passato, e rivolgendosi a te naturalmente, a lei scusi, si sono rivolti a qualcuno che di esperienza ne ha fatta nella società. Ma, insomma, un po' di esperienza c'è sicuramente, questo non vuol dire fare tutto bene, sapere tutto bene. Ripeto, la macchina amministrativa è molto complessa, articolata. È anche vero che cambia poi negli anni, no? Perché oggi siamo nell'era del digitale, non bisogna pensare di spostare i termini di questa nuova avventura che riguarda appunto la digitalizzazione. Penso che i giovani su questo abbiano un'arma in più. Certo. Magari il sindaco attuale può avere l'autorevolezza per poter definire alcuni passaggi con gli enti sovracomunali, pensiamo di andare a parlare col presidente della provincia, certo, financo il presidente della regione. Sono tutte modalità che io cerco di fare coinvolgendo i ragazzi. Cioè ogni volta che... Senta, coinvolgendo i ragazzi così, lei ha pensato agli spazi da dare ai ragazzi e alle associazioni della sua comunità per l'arte, la cultura, la musica, che sono quelle caratteristiche che coinvolgono la città, i cittadini e l'amministrazione? Santa Lucia di Piave da sempre, storicamente, è un paese molto diciamo fertile dal punto di vista delle attività. Ci sono associazioni che riescono a celebrare ogni anno a Santa Lucia, quindi garantendo anche un supporto significativo all'amministrazione comunale con eventi di assoluto rilievo. E questo grazie alla collaborazione anche fra associazioni. È finito il tempo che dove ognuno cercava di coltivare il proprio orticello. Oggi le associazioni, non solo ovviamente di Santa Lucia, cercano di collaborare insieme per definire al meglio il progetto culturale. Qui dobbiamo anche ricordarcelo, non siamo famosi, mettiamola così, per una fiera millenaria da 1450 anni che celebriamo ogni anno. C'è peraltro, voglio ricordare, un unicum a Santa Lucia, perché un mese prima c'è la rievocazione storica con il nostro comitato di Antica Fiera, che voglio ricordare, celebra in un mese tanti eventi. No? E quello è anche teatro. Sì, assolutamente. E quello è anche teatro. Ma ci sono tanti aspetti che riguardano la messa in scena di processi culturali, dalla musica all'arte, alla ricerca storica da parte di questo comitato, assieme alle nostre associazioni. Ma dicevo, non possiamo dimenticarci che questo è l'amministrazione comune, il comune, scusate, che ha dato i natali al Beato Claudio, certo, beato nel 1994, artista che, vogliamo ricordare, ha riprodotto sì fedelmente la grotta di Lourdes a Chiampo, dove ci sono le sue spoglie, ma questo comune, questo paese, questa comunità deve assolutamente riprendere il filo sul tema dell'artista. La sfera religiosa sappiamo che non ci compete, e sappiamo che la parrocchia sta lavorando su un fronte molto importante, per esempio sta per partire un progetto significativo come la Gipsoteca in un angolo di paese molto bello che è la piazza del Beato, appunto con la chiesa che ospita le opere di Fra Claudio, c'è le aule del Beato nella parte retrostante, quindi un angolo del paese davvero affascinante che vorremmo far rivivere, un po' per la nascita di questa Gipsoteca, un po' perché è intenzione di questa amministrazione favorire un momento nel nostro comune che sia un diciamo fermento particolare sia per quanto riguarda l'arte sacra, sia per quanto riguarda l'idea di coinvolgere giovani scultori, coinvolgerli in un momento di un fine settimana a Santa Lucia. Lo stiamo ipotizzando per settembre, per la prima volta nella storia della nostra comunità, magari coinvolgendo anche i ragazzi delle nostre scuole medie, i più grandicelli, fino ad arrivare anche i nostri ragazzi disabili, insomma in un concetto di grande processo di manualità,
dove qui Santa Lucia ha respirato anche fattori culturali molto importanti, se pensiamo a De Giusti, se pensiamo a Modolo, se pensiamo a Bisson, a Grava, a Poloni, sono tutti pittori che sono cresciuti nel filone del solco tracciato dal Beato Claudio. Fino adesso abbiamo parlato di cose belle da fare che coinvolgono i giovani, che coinvolgono i cittadini, lo sviluppo della città. Penso che lei, conoscendola, sono sicuro che lei ha pensato anche al momento particolare che viviamo, non è solo il comune, il mio comune o altri comuni o solo l'Italia, ma anche il comune di Santa Lucia penso viva un momento di difficoltà anche economica dei cittadini e di disagio di certi cittadini. Penso abbiate senz'altro pensato a questo. Guardi, quando sono partito per la prima volta a fare il sindaco c'era il problema del patto di stabilità, per esempio. Quello era un elemento che veniva in qualche modo determinato dalla Comunità Europea per stoppare il concetto di una spesa pubblica che ovviamente andava fuori controllo. E quindi ci siamo trovati nella condizione, pur avendo le risorse, di non poterle spendere, cosa che per un buon padre di famiglia non è il massimo. È una brutta cosa. Che deve sì risparmiare, ma quando ha ovviamente le risorse a disposizione avrebbe piacere spenderle. La fase che noi stiamo vivendo oggi è una fase ovviamente a livello globale dove tutto il mondo ci sembra molto più vicino per ciò che avviene, certo, sia per quelle efferatezze che vediamo a pochi chilometri dall'Italia e su cui non sappiamo ancora quale potrebbe essere l'esito, perché anche le attività diplomatiche che ruotano attorno a Zelensky piuttosto che a Putin vivono la giornata. Sì, non hanno ancora determinato delle logiche per cui si possa arrivare comunque a uno stop dell'azione bellica. E io penso che qui l'Europa debba giocare un ruolo significativo per far intervenire il concetto di Europa, altrimenti noi la vediamo solamente come un grande establishment fatto di potere, fatto dalla banca, fatto da altri aspetti che non sono però quelli che pensiamo noi come cittadini, perché qui noi deleghiamo persone in Europa che attivino processi politici affinché in Europa si garantisca quella pace che da 70 anni abbiamo mediamente. Il problema economico è un problema che ha ovviamente toccato le nostre aziende, di conseguenza di concerto anche le nostre famiglie. Siamo ovviamente molto preoccupati per questo, ma è anche vero che storicamente, qui mi permetto di spezzare una lancia a favore della nostra amministrazione, da sempre l'amministrazione comunale di Santa Lucia, pur non essendo il comune che in termini di restituzione di risorse pro capite eccelle, ha una spesa sul sociale che è superiore alla media nazionale. Questo ci conforta per quello che abbiamo sempre saputo fare, ripeto, nel tempo, indistintamente tutte le amministrazioni che ci sono succedute, ma anche, voglio ricordare, per la possibilità di dialogare con le imprese del posto che hanno sempre dato concretamente atto all'idea di poter sostenere l'amministrazione anche nei momenti particolarmente difficili. Bene. Io vorrei terminare con lei con due importanti tematiche in una città pur piccola, ma poi non è tanto piccola perché 10.000 abitanti è una bella cittadina: viabilità e sviluppo edilizio. Ma allora, per quanto riguarda lo sviluppo edilizio, è chiaro che c'è stato un forte impulso in questa zona, mi riferisco ai comuni anche viciniori a Conegliano, no? Dove è evidente che tante persone che lavorano a Conegliano o nei comuni vicini pensano a un approdo sicuro, ovviamente anche guardando a cosa dice il mercato. Santa Lucia ha avuto un certo sviluppo importante tra il 2005 e il 2015 circa. Adesso la situazione si è normalizzata, tant'è che riprendiamo antichi concetti: si fanno meno figli, ci sono problemi nelle scuole, alcuni comuni cominciano a tagliare aule. Dobbiamo capire cosa ne sarà di noi sotto questo profilo, perché non è che possiamo pensare di costruire per sempre. Meglio forse di cercare di guardare a una razionalizzazione degli spazi che abbiamo, cercando di qualificarli. Ci sono alcune zone, per esempio, di aziende e di manufatti di aziende dismesse, e noi pensiamo di andare a vederle più da vicino per poter riqualificare quelle aree, rendendo più ospitale ancora di più
il nostro comune. Sul fronte complessivo della viabilità noi dobbiamo guardare a una logica d'insieme, non possiamo pensare di essere chiusi nel nostro recinto. È chiaro che la vicinanza con Conegliano, con Mareno, con Susegana, comuni con quali noi confiniamo, ci dà l'idea di poter garantire. Noi abbiamo sentito sempre spesso parlare del casello a Santa Lucia, che è uno dei temi che insomma anch'io ho visto da vicino come sindaco. Poi ovviamente dipende molto anche da Roma e rispetto ai fondi che vengono destinati per questo tipo di opere. Ad oggi tutto è stoppato, dipende, si è parlato molto della famosa tangenziale sud, che è una tangenziale che Conegliano vuole, penso con una certa forza, perché darebbe una viabilità e uno sviluppo più snello a quello che oggi è la statale 13, la cosiddetta Pontebana, che se qualcuno si calasse dall'alto e la guardasse, dall'alto sembrerebbe di fatto una via interna, no? di un paese. Eravamo città, piccoli quando l'hanno fatto. Perché non c'erano tutte le attività ovviamente che afferiscono al sedime della stessa statale 13, statale che è diventato un problema, perché quando uno parte da Conegliano a San Demiano per impiegarci mezz'ora, insomma, stiamo parlando di tempi che non favoriscono insomma, la competitività delle nostre aziende, per cui tutto ciò che riguarda la viabilità in senso generale, noi abbiamo qualche chilometro, non molti, per quanto riguarda le strade provinciali, ci vedono impegnati a definire anche maggiori processi di sicurezza. In una strada provinciale nostra attiveremo un semaforo che fra l'altro era già stato definito dalla precedente amministrazione. Proveremo a dare più sicurezza ai cittadini attraverso un sistema di maggior sicurezza per l'utenza debole, cioè i ciclisti cosiddetti e i pedoni. Quindi abbiamo un progetto di collegare quasi al 90% il nostro comune tra il centro e le località e viceversa, in modo da garantire sicurezza ai ragazzi che vanno a scuola piuttosto che alle famiglie che vengono in centro. Io so, star qui con lei è un piacere, perché si potrebbe stare ore a parlare del sociale, dei cittadini, del lavoro, del teatro, della musica, del territorio. In maniera sintetica, un obiettivo, veloce, proprio in maniera sintetica, che lei si è posto riprendendo quella scottante sedia. Io penso che un buon amministratore non debba pensare solo al marciapiede del giorno dopo, perché questo concetto di pensare esclusivamente all'opera pubblica, che rimane una cosa importante, sia chiaro, possa essere visto tranquillamente da un buon ufficio. Noi abbiamo la fortuna di avere ottimi uffici dal punto di vista tecnico che sanno sicuramente vedere le criticità del nostro territorio. Penso che un buon amministratore debba guardare a rapporti duraturi nel tempo, a quello che sarà dei nostri comuni, delle nostre realtà. Io penso che dovremmo farci qualche domanda, non solo a Santa Lucia, ma il concetto di territorio, come sarà visto fra 20-30 anni? Avrà senso ancora rimanere così da soli o dovremmo pensare a metterci insieme? Io penso che questa sia la domanda più importante per capire quali sono le forze per poter razionalizzare nel sistema, fare rete, fare massa critica e dare quindi di fatto più servizi ai cittadini. Ricordiamoci che siamo nell'era del digitale, per cui oggi ci sono meno persone che afferiscono al municipio di qualsiasi comune, più persone che sono collegate. Con un click abbiamo quindi i cittadini più veloci, più smart, e dobbiamo essere bravi a cogliere queste esigenze. Sua mamma cosa le ha detto quando ha detto che tornava a fare il sindaco? No, insomma, la mamma diciamo che mi segue con grande affetto, e come tutte le mamme penso, no, di questo mondo. Lei è stata particolarmente colpita, però sento forte la vicinanza di una madre che ovviamente non è più giovanissima, ma quando un figlio può sentire insomma l'affetto dei propri cari, sente già un trampolino di lancio molto importante per far bene le proprie cose, perché la giornata è molto complicata, per cui quando c'è l'affetto della tua famiglia, dei tuoi cari, dei tuoi genitori, diventa uno stimolo maggiore per far bene e per ricordarci che noi, se facciamo bene oggi, è perché questi anziani comunque hanno sofferto molto più di noi e noi dobbiamo essere grati a loro, ma soprattutto essere grati responsabilmente. Non basta solo ricordarci di chi per esempio ci ha dato la libertà, bisogna responsabilmente ogni giorno trovare il modo per
essere coerenti nelle azioni quotidiane, favorire la qualità di vita che non passa soltanto attraverso una buona sanità, passa attraverso anche i servizi delle persone. Alessandro Manzoni diceva, mi piace ricordarlo, che diceva che non si dovrebbe pensare solo a far bene, a star bene, ma a far bene, no? Così finiremmo tutti per lo star meglio. Ecco, sono concetti molto importanti per la qualità di vita. La Fondazione l'abbiamo citata prima. Si può fare bene attraverso la responsabilità di tutti, coinvolgendoci tutti, anche i cittadini. Non è perché se sono sindaco ho l'obbligo e basta. Io oggi penso che dialogare con i cittadini, stare in mezzo a loro, sentire anche le loro critiche, è condizione necessaria per fare meglio e bene all'interno delle nostre comunità. Signor Sindaco, io la ringrazio per avermi accolto, avermi permesso di farle questa intervista e ci vedremo presto. Grazie, grazie.